Conferenza stampa stamani del FAI Sicilia sezione di Agrigento presso i locali del Libero Consorzio per presentare l'evento Ricordati di salvare l'Italia, campagna nazionale di raccolta fondi 2018 e delle giornate di autunno in tutto il territorio siciliano. Ad Agrigento l'itinerario prevede l'acqua e la storia, dai Liguorini al castello medievale, serbatoio comunale Itria e dalla Camera di Commercio al Palazzo Xerri. Visite guidate anche al Giardino della Colimbetra, bene affidato in concessione gratuita al FAI. L'opera del FAI nel segno della riscoperta, continua l'opera del FAI nel segno della riscoperta dei nostri beni culturali, della loro valorizzazione. Dopo le giornate di primavera, adesso quelle d'autunno, un ruolo credo insostituibile quello del FAI su tutto il nostro stivale, che serve a valorizzare uno degli asset fondamentali che il Paese può schierare, cioè una quantità di beni culturali che non hanno pari nel resto dell'Europa. Sono contento che oggi le giornate FAI di autunno, ma anche la campagna Ricorda di salvare l'Italia, in conferenza regionale l'abbiamo ad Agrigento. La campagna Ricordati di salvare l'Italia è una campagna nazionale di raccolta fondi e quindi per tutto il mese di ottobre vi invitiamo a iscrivervi al FAI per aiutarci alla valorizzazione, a questa valorizzazione del patrimonio storico-artistico, e lo potete fare con 10 euro in meno. In questo consiste la campagna. Per quanto riguarda i beni, in Sicilia ne apriamo 50 e sono tutti legati all'acqua, perché abbiamo lanciato una campagna di risparmio dell'acqua, insomma di sensibilizzazione attorno all'acqua, che si chiama appunto Salva l'acqua. Per quanto riguarda invece le giornate FAI d'autunno, sono affidate ai giovani, sono giovani attivissimi in tutta la regione. Vi invitiamo comunque a essere presenti, a iscrivervi e a lasciarvi trascinare da quello che è l'entusiasmo dei giovani, quei giovani che rimangono nella nostra terra tra i 18 e i 35 anni proprio per aiutarci a riprenderla. Quest'anno per la prima volta saremo noi ad organizzare le giornate FAI d'autunno. Seguiremo il tema nazionale, che è quello dell'acqua, per cui l'itinerario storico sarà l'acqua e la storia. Avrete l'occasione di visionare dei luoghi che generalmente sono chiusi al pubblico e che sono legati proprio al tema dell'acqua. I percorsi sono due: partiremo dal complesso dei Liguorini, un luogo meraviglioso che generalmente è chiuso al pubblico. Lì avremo l'occasione di visionare delle tele che raccontano un secolo di storia di pittura siciliana. Conserva ancora un atrio straordinario, per cui avrete l'occasione di poterlo vedere. Da lì ci muoveremo, andremo verso i ruderi del castello medievale, dove oggi abbiamo il serbatoio comunale dell'Itria. Avremo quindi il piacere di potervi spiegare come avviene la distribuzione idrica per l'intera città, e in esclusiva per queste giornate sarà aperta la Camera di Manovra. Il secondo percorso invece è dalla Camera di Commercio, palazzo fantastico di fronte al quale passiamo ogni giorno e di cui forse non sappiamo bene la storia. Quindi anche lì avremo il piacere di potervi svelare tutti i dettagli storici che racchiude questo palazzo, le due sale bellissime. Dopodiché continuiamo verso la chiesa di San Lorenzo o del Purgatorio. Sapete che è generalmente aperta, ma quello che cambierà questa volta sarà la narrazione. Anche lì vi sveleremo delle novità che sono proprio strettamente collegate al tema dell'acqua.